Meno di un punto percentuale. È per poco che alla Lega non è riuscito il sorpasso del Popolo della Libertà in Veneto. Il Carroccio si è fermato al 28,4%, mentre il partito del Premier ha raggiunto il 29,3%. Stando alle parole del Presidente del Consiglio, dunque dovrebbe essere di nuovo il PDL l'anno prossimo ad esprimere il candidato alla presidenza della Regione. Alla Lega va comunque la maggioranza delle province: Belluno, Treviso, Vicenza e Verona. Credo che il motivo sia il fatto che la Lega è presente sul territorio. La Lega conosce la gente, i politici leghisti vivono in mezzo alla gente, colgono anche l'aria che tira, hanno anche una grande intelligenza e un grande fiuto politico e talora anche una certa furbizia. Al di là di questo, io penso che sia arrivato il momento in cui anche noi cattolici, dal momento che molti elettori leghisti sono cattolici, guardiamo con maggior attenzione il fenomeno Lega, cioè cerchiamo di creare dei ponti con la Lega proprio intanto per far sentire l'equivicinanza, dice il nostro patriarca, della Chiesa di fronte a tutti i partiti. E poi anche per aiutare la Lega a fare un cammino di apertura in alcuni temi dove sappiamo bene che la Lega è lontana dal pensiero cattolico. A livello europeo comunque è saltare all'occhio la sconfitta della sinistra quasi ovunque e l'imporsi del centrodestra. Molto probabilmente il centrodestra ha delle proposte più chiare, più nette, più definite del centrosinistra. Forse a volte anche proposte più dure, almeno così sembrano talora dentro al mondo cattolico. È un voto in ogni caso da guardare con estrema attenzione. Non vorremmo che questa vittoria portasse a una chiusura dell'Europa di fronte agli immigrati oppure di fronte alle situazioni di disagio che ci sono, che esistono e che sono molto forti ed evidenti. Per il resto è un voto da rispettare e vedremo poi concretamente come il nuovo Parlamento europeo muoverà i primi passi. Adesso dunque non resta che attendere i risultati delle provinciali e delle comunali che verranno resi noti nelle prossime ore.